Cari internauti, è con grande emozione che mi accingo a commentare questo evento live, la finale del torneo di Praz Eglesia Volley, la quinta edizione, torneo dedicato alla memoria di Gianpietro Concio. Ascoltiamo dallo speaker gli atleti. Bene, abbiamo appena sentito dalla voce dello speaker ufficiale Sergio gli atleti scesi in campo. Ripetiamo per coloro che non hanno sentito: Conto Zero, Cavidu Piero, Farris Camillo, De Sogis Lara, Cilocco Bruno, Luni Vilma, che in questo momento non è in campo. I cinque sensi: Cadeddu Alessia, Pistis Claudia, Loci Andrea, Ibba Vanessa e Pistis Roberta, che come abbiamo sentito dallo speaker in questo momento si trova a Londra ed è collegata con noi. Giudice di linea è il signor Ibba Rinaldo, sempre di Villanova. Gli arbitri: il signor Ibba Renato, giudice di linea il signor Ibba Rinaldo. Il torneo quest'anno ha visto iscritte 10 squadre suddivise in 52 atleti. Come abbiamo detto, si tratta della quinta edizione e dopo i gironi eliminatori, quarti di finali e semifinali, siamo giunti alla fase finale con la finale. In maglia arancione abbiamo detto i Conto Zero, in maglia celeste i cinque sensi. Conto Zero sono sulla destra dei nostri teleschermi. Avvisiamo, come vedete dalle immagini, che il campo purtroppo non è completamente coperto dalla videocamera. Prima di iniziare, un saluto da quello che è il padrone di casa, Don Meloni, che ci ospita qua. È una grandissima occasione per salutarvi tutti con affetto. Siamo qui riuniti, però mentre ci divertiamo pensiamo anche a voi. Un caloroso saluto. Benissimo, anche Don Meloni molto emozionato, nonostante sia abituato a parlare ai microfoni. Intanto la partita, avete visto, ha preso inizio alla battuta Cilocco Bruno. Le squadre come disposizione in campo sono molto simmetriche, si basano su un'alzatrice e due saltatori. E grandissimo punto di Alessio. Si arriva. Purtroppo, come sapete tutti quanti, questa è la prima volta, quindi l'emozione è tanta. Il risultato in questo momento è sul 2-2. Alla battuta sulla vostra destra, anche se non è presente nel video, Cavidu Piero. Sì, prego. Per il momento la partita è molto equilibrata. In pratica questo è la finale dello scorso anno, quindi è una rivincita da parte dei Conto Zero, che persero malamente 2-0 a favore di coloro che erano i ricercati.
Alla battuta Lauretta, De Collocci, Caviddu in bagger, Cillocco in battuta, ancora Cillocco, salva Pistis, Cillocco insiste in un ping pong, Laura alzatrice, ed ecco qua, grande battuta, Locci, e Locci punto a favore dei 5 sensi. Risultato 4-3 per i 5 sensi. Allora, come sapete potete mandare i saluti via chat e in questo momento mandiamo i saluti a coloro che ci seguono da Venezia, Prato e Parigi. Alla battuta Locci e manda direttamente fuori, primo errore in battuta da parte di Locci che solitamente è abbastanza preciso. Alla battuta ora Cillocco, salta il muro che viene superato da un pallonetto, un po' di confusione. Palla facile, errore da parte di Bruno. Alla battuta in questo momento quando siamo sul 5-4 Claudia, battuta semplice, viene toccata dal nastro e fortunatamente trova il punto. La battuta sempre Pistis, errore in battuta da parte di Pistis, primo errore in battuta. In questo momento mandiamo anche un saluto a Londra. Ecco Locci si solleva e scarica fuori, però niente da fare per Locci, ottimo il gesto atletico ma la palla va fuori, punto per il conto 0. La battuta a Piero, Pistis, ancora Locci cerca il pallonetto, bagger di Piero errato, si salvano ancora in bagger, il conto 0. Locci, pallonetto da parte di Locci, salvataggio in palleggio da parte di Cillocco, out. La palla è fuori, il punteggio è 7-6 per i 5 sensi, errore in battuta da parte di Alessio, primo errore anche per Alessio. Il set, ricordiamo, si conclude a 25. Saluti alla famiglia Mocci Rosselli Parigi. Saluti a Dolianova da Torino e da Plettenberg. Quindi ricordiamo in questo momento abbiamo Venezia, Prato, Parigi, Dolianova, Torino, Plettenberg, Parigi. In tutto il mondo stanno seguendo la nostra partita. Alla battuta Laura, parte dal fondo. Ancora indecisione a centrocampo, però riescono a salvarsi il conto 0. Palla in difficoltà. Cillocco in bagger. Ancora Cillocco in palleggio. Scambio. Niente, non avviene. Saltano la partita a momenti concentrati. Ancora Cillocco in schiacciata. Gran salvataggio a parte di Locci. Bagger di Piero. Palleggi Lauretta. Ecco, salta al muro. Grande intervento da parte di Cillocco. Risultato 9-8. Ancora Lauretta. Locci in palleggio, solleva per Alessio che non se la sente. Errore da parte di Alessio. Saluti anche agli amici da Sassari, provincia di Roma e Gonno Stramazza. Ancora Pistis, si solleva Alessio, fa valere. Saluti anche agli amici di Bologna e punto da parte di Cadellu.
alla battuta Claudia, bagger di Bruno che purtroppo manda fuori la palla e il risultato a questo punto è di 10 pari. Come vedete, partita molto equilibrata. Alla battuta Claudia, Cillocco si solleva, palleggio di Cadeddu, Locci fa valere la sua altezza. Ricordiamo Locci Andrea che fa valere il suo 1,77 m che in questo campo è importante, un'altezza importante. Ancora la battuta Claudia, cambio, muro di Locci e punto, grandissimo muro di Locci. (12-10) alla battuta Claudia, errore in battuta da parte di Claudia, secondo errore se non erro da parte di Claudia. Come? Ciao Alice e Marco, sono Paola da Roma. Allora, per Alice e Marco i saluti da Paola di Roma. Saluta Marina Fontana da Chi? e sentiamo anche Roma. Ah, saluti. Ma aspetta. Sì, ma specifichiamo per lo speaker. Errore di Cavido, scusate se vi abbiamo lasciati un po' da soli. Il risultato I problemi sono di segnale. In questo momento il risultato è di 16-11 per i 5 sensi e il time out. I saluti. Digli. Time out, il risultato è di 16 e di 16-11 per i 5 sensi. Lo speaker sta mandando a tutto il pubblico qua presente i saluti da parte di voi internauti che ci state seguendo. Saluta la mamma di Claudio da Venezia, Selli Parigi. Sentite gli applausi dei villanovesi per voi immigrati che ci state seguendo. Poi c'è Daniele da Monza che saluta i parenti, abbiamo Forru. Alice da Bologna Intanto l'arbitro richiama le squadre in campo. che saluta. Ricordiamo che la temperatura è molto bassa. In questi 2 giorni siamo passati dai 35 gradi ai 20 e di sera anche di meno. Siamo intorno ai 14 gradi e umidità altissima. Palla dubbia, intanto punto sulla battuta di Cadeddu e siamo sul 17-11 per i 5 sensi. Ancora Alessio alla battuta. Battuta lunga, viene chiamato il fuori da parte di Piero e l'arbitro dà ragione a lui, quindi punto per il conto 0. 12-17 alla battuta Piero. Ricordiamo per coloro che ci stanno seguendo che durante la premiazione la videocamera sarà abbassata, quindi avrete un'altra visione della piazza e potrete salutare e vedere dal vivo i vostri parenti e salutarli, diciamo, via chat. Noi gli faremo un'intervista o cose varie, quindi state sempre collegati con noi. Grandissimo attacco da parte di Locci che porta al punto. Locci fa valere il suo 1,77 m. Alla battuta Locci, ricordiamo per chi non sapesse, Andrea Locci è un ragazzo di Luna Mattonana sposato a Villanova Forro. Con Loretta mi dicono. Alessio in sospensione, grandissimo punto di Alessio che trova spiazzata la squadra di conto 0. Stanno subendo anche quest'anno. Locci alla battuta, Piero schiaccia ancora, Piero è grandissimo Cadeddu che a muro ribatte l'attacco di Piero. Risultato 21-13 ormai per il conto 0, questo set sembra andato. Ricordiamo che più o meno è la stessa finale dello scorso anno. Ancora gran muro di manda fuori Alessio dalla foga.
sono tutti giocatori che hanno già fatto altre volte le finali. Piero ad esempio si è presentato, questa è la sua quarta finale e lui ha vinto 2 titoli. Grandissimo Alessio, però manda fuori questo attacco, c'è un timido recupero da parte di Conto Zero. Alla battuta Laura e sbaglia, no, scusate, punto 16-21. Alla battuta ancora Laura. C'è un po' di confusione in campo in questo momento e ancora insiste lentamente. Siamo già passati a 17-21, un +4 da parte di Conto Zero che noi li avevamo dati per spacciati in questo set, invece stanno recuperando. Ancora la battuta Laura, concentratissima, abbiamo portato un po' di sfortuna a Laura, errore, palla sulla rete, 22-17. Alla battuta ora sulla sinistra Claudia, bugger di Bruno in ricezione, sollevamento, ecco qua Piero, e là, chiude il punto Caviddu, 18-22. Sì. Cillocco alla battuta, Andrea in sospensione, errore da parte di Andrea che non ha intuito il risultato, quindi 19 Conto Zero, 22 per i 5 sensi. Alla battuta Bruno, concentratissimo, la palla arriva sul campo, Alessio recupera in palleggio, Locci in sospensione, cerca il pallonetto, Laura recupera, bugger di Alessio, Locci in sospensione, parte, finta pallonetto. Come vedete lo schema in campo è molto simile, un'alzatrice, Caviddu a muro, blocca l'attacco dei 5 sensi, 20-22, lento recupero da parte di Conto Zero che feriti nell'orgoglio stanno recuperando. Errore in battuta, non ci voleva questo, 23-20. Battuta Alessio, bugger di Bruno in ricezione, solleva sempre Laura in bugger in palleggio, Piero cerca un attacco ed ecco qua, no, finta Lucci, valuta male questo pallonetto Caviddu e lascia andare il punto per i Conto Zero, 21-23. Il pubblico contesta ma la palla era dentro. Battuta di Caviddu, Alessio in palleggio, becca un angolo scoperto del campo, 24-21, 3 set ball per i 5 sensi. Alla battuta Locci, a 3 set ball diciamo per i bugger di Bruno. Laura solleva, la palla entra in campo e vengono beccati tutti in avanti, quindi Alessio chiude il punto, 25-21 per i 5 sensi. Vince il primo set la squadra i 5 sensi. E facciamo un applauso agli emigrati collegati con Subitano Esu. Sentite gli applausi del pubblico che man mano, nonostante il freddo, sta aumentando. Hanno sfidato, ieri non è stato possibile collegarsi, oggi sono tutti presenti. Adesso le due squadre cambiano campo, piccola pausa e come al solito, come vedete durante l'intervallo, i bambini entrano in mezzo al campo e giocano. Sentiamo adesso una parola da parte dell'arbitro, il signor Renato. Allora Renato, come sta procedendo la serata? La serata è abbastanza tranquilla, le due squadre si equivalgono quasi. Oggi Piero mi sembra un po' in difficoltà. Devo morire una persona. Ricordiamo che Renato, oltre ad essere arbitro, ha anche giocato. Salvatore Pugeddu. Un po' di show in campo da parte di Salvatore Pugeddu. Sergio, senti un viva Renato. Arriva anche un commento dal web e dice, c'è una persona che dice viva Renato. Applaudiamo a Renato.
dire, c'è da fare gli auguri a una persona qui presente, qui proprio quasi di fronte a me, Massimo Pilloni. Tanti auguri Massimo. Lo speaker che fa gli auguri a Cici. Oggi è il suo 39esimo compleanno, classe 1969. Prima si è esibito nella finale terzo e quarto posto con i supereroi. Cici, vieni un attimo qua, ti intervistiamo. Allora, innanzitutto auguri. Sentiti. Allora, come è andato quest'anno il torneo? Il torneo è andato abbastanza bene, in base alle previsioni ci siamo meritati un quarto posto. Quindi senz'altro verrete premiati come le maglie più simpatiche, perché i supereroi avevano tutti quanti il loro stemma e dietro il nome di un supereroe. Vuoi salutare qualcuno? Allora saluto tutti quelli che mi conoscono innanzitutto, soprattutto mia sorella, David, Maya e Roberta che sono a Londra. Ok, grazie Cici. Saluto anche Emanuele e Nini, un bacio. Ah, benissimo. Avete sentito i saluti da parte di Cici? Un saluto a Carla Simba, Paola. Intanto vediamo che i 5 sensi in questa in questo secondo set hanno intenzione di schierare Iba Vanessa, che secondo i nostri dati ci risulta la più giovane iscritta quest'anno. Iba Vanessa, classe 1993, 14 anni, altezza 1,65. L'arbitro chiama le squadre in campo. A sinistra il conto 0, fanno una sostituzione e schierano Camillo al posto di Laura. È proprio Camillo che si accinge a battere. Da sinistra quindi conto 0, Camillo alla battuta di sicurezza in pallonetto, Vanessa in bugger, recupera, in palleggio Claudia manda il campo in sospensione, Bruno cerca il pallonetto ma Alessio è concentratissimo, viene murato in questo momento Alessio, salvataggio da parte di Claudia, bugger di Camillo, Bruno cerca di recuperare, pallonetto che arriva in campo, Cillocco viene murato da parte di Alessio. Alessio è proprio in grande forma. È incredibile come questo ragazzo alto 1,70 sembra a un'elevazione potentissima, perché da quanto salda sembrerebbe un ragazzo alto 1,80. Alla battuta Vanessa dalla destra, risultato 2-0 per i 5 sensi. Battuta lunga da parte di Vanessa, viene chiamato fuori da parte di Cillocco. Il pallone in questo momento è andato sulla strada più o meno. Ok, Camillo è andato a recuperarlo. Risultato 2-1 a favore dei 5 sensi. Alla battuta Bruno per il conto 0. Battuta di Bruno, palleggio, scambio tra errore da parte di Cadeddu. Alessio e Claudia hanno più o meno la stessa carriera, nel 2004 carni fresche, nel 2005 gli scoiattoli, nel 2006 i magnifici 5 e nel 2007 i ricercati. Cillocco in elevazione, muro da parte di Coso, gran tuffo da parte di Camillo che vedete si sta lentamente rialzando. Camillo, classe 1965, 43 anni, altezza 1,73. Ma questo devi specificare.
risultato in questo momento 4 pari. Alla battuta a sinistra il conto 0 con Piero Caviddu, è il factotum di questo torneo, è uno degli organizzatori. 4 volte in finale Piero e una volta è stato in semifinale, è un bravissimo giocatore. Grandissimo salto di Cillocco, che ci credono. 5-4 per il conto 0. Ancora Caviddu in battuta. Caviddu alto 1,76, classe 1967. E ancora Caviddu ci crede e guida i suoi verso questo +2. Alla battuta sulla destra Alessio e la palla si infrange sulla rete, quindi punto per il conto 0, 7-5. Ok. Cadeddu in pallonetto, molto furbo Cadeddu in pallonetto, supera Piero e il risultato in questo momento è di 6-7. Alla battuta Vanessa sulla destra, pallonetto, battuta in sicurezza, Caviddu solleva per Cillocco che si va in sospensione. Allora, abbiamo da parte del pubblico i saluti per Donatella, Massimiliano e i nipotini Anastasia e Mario da parte della nonna. Quindi saluti a Subiaco. Sergio se la sta ridendo. No, si è capito, i saluti erano alla battuta Claudia. Piero in palleggio, Bruno cerca la palla, viene giudicata fuori, Camillo insiste, era un punto sicuro, molte volte l'emozione, grande muro di riparti di Caviddu. Per Camillo questa è la seconda finale. Alla battuta scambio, leva Camillo in bagger, Piero solleva per Bruno, si solleva, grandissima schiacciata, sentite l'urlo di battaglia da parte di Bruno, Vanessa non riesce a trattenere. E qui abbiamo un altro saluto. Allora, Cesaria saluta i figli a Venezia, quindi saluti a Claudio e Tonina e a tutti i nipotini. Gelita saluta i nipoti e i fratelli e i figli Carla e Simba. La palla va fuori. In questo momento il risultato è di 11-8 per il conto 0, ma la battuta è per Cadeddu dei 5 sensi. Ecco Cadeddu Alessio. Cillocco mette le ali, Cillocco viene murato da Locci. Abbiamo visto che è entrato in campo Locci al posto di Vanessa. Il risultato è di 9-11. Alla battuta sempre Cadeddu, Cillocco va sul muro la schiacciata di Locci. L'ingresso in campo di Locci ha coinciso con un +2 da parte dei 5 sensi. Il risultato ora è di 10-11. Locci Andrea, classe 1976, altezza 1,77. La palla di Cadeddu va fuori, quindi punto per il conto 0. Locci ha nel suo palmarès un titolo nel 2007 con i Ricercati, una finale con le Mascelle nel 2005. Invece nel 2006 con gli Havana Club arrivò ai quarti di finale. Alla battuta a sinistra Piero per il conto 0, il risultato è 12-10 per il conto 0.
Locci in sospensione, tocca la rete. Il giudice di linea, in effetti c'è stata un tocco dalla rete da parte di Locci, ma l'arbitro è Ibarrenato. Allora, un altro saluto. Anna e Gianni salutano la loro bambina lontana e pensiamo che si riferiscano a questa Pistis che sta a Londra, che doveva essere qua in campo con i 5 sensi, ma ha lasciato solo la sorella Claudia che sta giocando benissimo, quindi saluti a Roberta. Poi Loretta e Andrea salutano Cicchita, Ornella, Chiara e Andrea. Come vedete Andrea si sta ben comportando in campo e quindi in questo momento non vi può salutare, è concentratissimo. Auto, va fuori la battuta di Cillocco, il risultato è 14-12 per il conto 0. La battuta Claudia, Camillo in bagger, Piero solleva per Cillocco che va in sospensione, pallonetto, salvataggio a Partilocci, 1-2 con e sbaglia. Andrea, che fino a questo momento aveva sbagliato pochissimo, ha sbagliato in appoggio. Camillo la battuta sulla sinistra, battuta di sicurezza, scambio. Claudia cerca di sorprendere la retroguardia, ma non ce la fa. La palla in campo, indecisione da parte di conto 0. Vedete la delusione nel viso di Bruno, che ha chiamato. C'è stata battuta da parte di Cillocco, grande muro da parte di Piero, salvataggio incredibile da parte di Cillocco in bagger. Piero in sospensione, la palla ancora valida, l'arbitro non fischia. L'emozione incomincia a farsi sentire e Locci finisce a terra e dà il punto ai conto 0. 16-13. Ricordiamo il primo set è stato vinto dai 5 sensi. Allora Michela e Giordano salutano Paola, Paolo e famiglia. Claudia. Ascolta, facciamo una cosa, intervistiamo Michela e Michela vi manderà i saluti. Non c'è. Michela è stata colta dall'emozione, comunque voleva salutarvi tutti quanti. Allora, il risultato in questo momento è 17-15 alla battuta Camillo sulla sinistra. Locci salva in palleggio, Alessio pallonetto, grande tuffo di Camillo. Camillo ancora in salvataggio in bagger. Alessio pallonetto, Camillo in questo momento stanno cercando Camillo, salvataggio disperato da parte di Locci che va fuori. 18-15. Vi ricordiamo di stare collegati perché dopo ci sarà la premiazione e poi tutta la festa, gli spaghetti per tutti quanti, e in questo momento ci sono degli chef qua nel salone che stanno cucinando per noi. Abbiamo qua vicino lo chef che ci sta preparando, sentiamo che cosa ci sta preparando, signor chef. Pietro Serra con noi in collegamento. Buonasera, stiamo facendo una pennetta all'arrabbiata, non lo so ancora se sono pennette o gnocchetti comunque. Hai qualche parente da salutare che ci sta seguendo? A tutti quelli di Villanova Foro, c'è anche Claudio. Tanti saluti, ciao cugino, e a tutti gli emigrati sardi di Villanova Foro. Ok, ciao, arrivederci. Okay, grazie Pietro e buon lavoro. Il risultato in questo momento è 19-16 per il conto 0. Locci si solleva, Bruno cerca il salvataggio in estremis ma non va. 17-19 alla battuta. La palla va fuori e in questo momento 18-19 alla battuta Cadeddo.
Grandissima elevazione da parte di Cillocco. 20-18. Alla battuta è proprio Cillocco. In questo secondo set è entrato in campo caricatissimo. Alessio riceve in bugger. Claudia solleva. Allora, per Roberta Pistis, ciao piccolina, ti vogliamo bene, da parte di Robby e Ezio. Locci in sospensione, Camillo salva, cerca il pallonetto, la palla è fuori. La palla è fuori, l'arbitro giudica fuori la palla. 22-18. Forse andremo al terzo set. Cillocco in battuta. Leva. Bruno in sospensione, la palla va fuori. 19-22. 19-22 alla battuta Lucci sulla destra, in maglia celeste. Camillo riceve in bugger. Claudia solleva per Alessio. Pallonetto, Camillo! E qua, nonostante i suoi 43 anni, avete visto il tuffo da parte di Camillo. Ancora Andrea alla battuta. Camillo in bugger. Bruno. L'attacco di Bruno porta all'errore da parte di Claudia. Quest'anno, per chi non lo sapesse, abbiamo avuto l'onore di avere tra le persone che sono scese in campo anche uno spagnolo. Infatti un ragazzo che è proveniente dal paese di Santa Marina, dalla Spagna, è stato fatto scendere in campo da parte di Los Amigos, che già lo scorso anno fecero scendere in campo un americano. Quindi questi Los Amigos, una squadra che non solo il nome ma hanno una loro internazionalità. Risultato 21-24, 3 set ball da parte di Conto Zero. Vediamo se Bruno riesce a chiudere. E ce la fa, sentite l'urlo. Bruno in questo campo gasatissimo, è sceso in campo veramente concentrato. Adesso gli atleti vanno a dissettarsi e a riposarsi. Conto 0-1 e si va al terzo set. Siamo sul 1-1. Per Sergio. Per me o per Sergio? E facciamo un altro applauso a tutti gli emigrati. Allora, un saluto a zio Bruno da parte dei nipotini di Taranto. Ah, questo lo... ecco qua, questo Allora, poi ricordiamo, se c'è qualcuno che vuole... adesso lo speaker manderà... noi salutiamo chi è collegato, naturalmente. Allora, lo vuoi... saluti per Gabriele e Francesco da parte della famiglia Rossetti. Un saluto a zio Bruno da parte dei nipotini di Taranto. Avete visto Bruno che vi ha salutato, amici di Taranto. Adesso l'arbitro farà l'estrazione. Ah, vuoi parlare tu? Allora, adesso da parte degli organizzatori, da parte dello staff del Subidanuense, un po' di ringraziamenti per questa serata. Innanzitutto vi saluto a tutti e vi ringrazio perché oggi è stato veramente un successo, un evento storico. Abbiamo scritto una pagina di storia con tutti questi emigrati collegati. Devo fare qualche ringraziamento in primo luogo a Nicola, che è sempre stato per questa telecronaca, poi naturalmente al mio amico e collega di tante battaglie Sergio Vacca. Un grazie anche a chi ci sta dando il segnale internet, Antonio Scano, il bottigliaro da Nostra Mazza. Un grazie al tecnico che si è prodigato in questi giorni come Damiano Mura. Un grazie anche a Leo che sta gestendo la chat in maniera esemplare. Vi saluto tutti e vi invito a stare collegati perché dopo ci saranno le premiazioni e potrete vedere da un'altra prospettiva la piazza e le persone anche in primo piano. A dopo. Avete appena sentito la voce di uno degli organizzatori, di uno degli artefici dei Subidanuesu, che come sapete vi fa sentire ogni giorno a casa. Allora, terzo e decisivo set. A sinistra il Conto Zero,
no scusate, a sinistra i 5 sensi, a destra il conto 0. Allora, per Davide e Carmen Cillocco un saluto da parte di Sara e familiari. Allora, Roberta, se sei collegata a Londra, Claudia ti sta salutando in questo momento. È in centro al campo, ok. Allora, baci ad Alice da parte di Silvia e la mamma. Anche io, anche da parte mia, E anche Michela si unisce a questo bacio. Ricordiamo dopo premiazione e pennette o no, se mi hanno detto che è un altro tipo di pasta. Comunque. Lo speaker ricorda che dopo ci saranno i Malloreddus. Intanto è iniziato il terzo set. Errore di Claudia, 1-0 per il conto 0. In maglia arancione, ricordiamo il conto 0. Alla battuta Camillo. Palla facile, Alessio in palleggio manda la bagger di Camillo. Volo di Cillocco che viene murato. L'OC sulla difensiva. Palleggio di Alessio. La palla viene giudicata fuori da parte dell'arbitro. 2-0 per il conto 0. Grazie per chi mi ha paragonato a Vittorio Sanna, ma Alessio in palleggio manda la parte Cillocco. Pallonetto viene murato da parte di Alessio. 2-1. Intanto allora un saluto particolare da Vale e Marco da parte di Silvia e Vincenza. Cillocco viene ancora bloccata a muro. Alessio sta bloccando tutto quanto, non lascia passare più niente. Piero, Bruno, Claudia, Camillo ed ecco Bruno. Ottimo attacco, ma la palla viene salvata e niente. Recupero da parte di Cillocco. Ecco qua, abbiamo visto la fase confusa. L'arbitro fischia il quarto tocco. Noi non ce ne siamo resi conto. Contestazione. Cillocco. C'è stata un po' di confusione. L'arbitro sbaglia, sul risultato di 2-1 per il conto 0. L'arbitro fa ripetere il punto. C'è stato un salvataggio da parte di conto 0 e l'arbitro ha pensato a un quarto tocco, ma così non è stato. E anche voi, il pubblico che ci seguite, avete contato i tocchi. Fase confusa. 3-1 per il conto 0. Conto 0 in questo terzo set sono scesi in campo con Cillocco Bruno, Farris Camillo e Cabitu Piero. I ricercati con Pistis Claudia, Cadedu Alessio e Loce Andrea. Alessio che in questo momento sbaglia. 4-1. Fase di confusione da parte dei 4-1 per il conto 0. Alla battuta Bruno, Locci, Pistis e niente, 5-1. Fase di crisi da parte dei 5 sensi. 5-1. Non sarà facile recuperare. Bruno alla battuta, Alessio recupera, Locci in pallonetto manda, incredibile salvataggio da parte di Bruno, non si è visto in campo ma Piero sbaglia. C'è stato un incredibile salvataggio a bordo campo che forse non è stato inquadrato dalla videocamera e l'arbitro cambia. Ci deve essere stata un colpo, un'invasione da parte
dei 5 sensi, quindi 6-1 per il conto zero. Battuta di Bruno in pallonetto, Piero in bagger, Cillocco si solleva, ancora Camillo, l'ingresso in campo da parte di Camillo ha rivoluzionato, perché è una squadra che è ancora 7-1, incredibile. Vedete com'è la pallavolo, il primo set e il conto zero sembravano senza nervo agonistico e cosa, ma invece l'ingresso in campo chiedono il time out, i ricercati che ora si spiegano su cosa non sta funzionando in questo momento. 7-1 più 6 per il conto zero. Allora un saluto, Fiorella saluta Sandra e Vilma. Sentite lo speaker, non so se si sente, ma lo speaker sta mandando i saluti. Alice saluta Silvia, Manuela saluta i cugini, Roberta saluta Barbie, Pux e Sissi. Ecco qua. E dal Brasile Rodolfo. E l'audio? E quindi dico, sono sfasato? No. Ecco qua l'arbitro richiama gli atleti in campo. Risultato 7-1 per il conto zero alla battuta a destra del teleschermo Cillocco, non inquadrato, però per voi tutti che ricordate la vostra piazza sapete dove in questo momento, è sotto la quercia. Cillocco alla battuta, Alessio recupera in palleggio, scambio con Claudia, Piero ancora viene murato, Camillo manda la parte, Cillocco salva incredibilmente. Sentite il pubblico che inizia a entusiasmarsi, grande recupero da parte di Cadeddu. Piero solleva per Cillocco e niente, non ce la fa, si butta per terra Claudia, la vedete inquadrata in questo momento, ma non ce l'ha fatta. 8-1, incredibile la sequenza da parte di conto zero, che proprio sono entrati in campo decisi a conquistare la partita, il titolo. Una curiosità: nel 2005 Bruno e Andrea sono stati compagni di squadra con le mascelle e affrontarono in finale Piero e Laura. In questo momento invece sono avversari. Manda fuori finalmente la palla che ha colpito una macchina che passava in questo momento. Il bello della diretta, e l'autista della macchina è sceso e ci ha restituito il pallone. Una particolarità che forse nessuno ha: il Prazegrezia Volley. Non è beach volley, non è pallavolo, sono le mattonelle del nostro sagrato, della nostra piazza. Alla battuta Claudia, vediamo se riuscirà a recuperare. Gramuro, l'arbitro fischia, vediamo il timido recupero. 8-3 alla battuta Claudia, Camillo in bagger, Piero, Bruno in palleggio, Claudia, la piccola Claudia che cerca di murare Cillocco. Risultato in questo momento 10-3 per il conto zero. Alla battuta Piero a sinistra. Vi ricordiamo che come la partita finisce dovremo staccare il segnale per un 5 minuti, anche meno, perché dobbiamo abbassare la videocamera e sarà portata sul tavolo delle premiazioni e poi su quello che sarà la nostra festa. Quindi state collegati, perché intervisteremo e vedrete i vostri parenti e i vostri amici. Alla battuta Cadeddu, Bruno in bagger, palleggio di Piero, ancora Bruno in sospensione, manda fuori l'attacco.
viene ripreso dal suo compagno di squadra Piero di star calmo. In effetti questa palla si poteva anche semplicemente appoggiare, ma lui ha forzato troppo e la palla è andata fuori. Risultato 5-10 alla battuta Cadeddu. Bruno in bagger, Claudia, Andrea, Bruno in bagger, solleva Piero per Bruno, viene murato a Partillucci e l'arbitro dà invasione a Partillucci. Punto per il conto 0, 11-5 alla battuta Camillo. Locci manda in bagger, Piero solleva, Cillocco si solleva, ecco Alessio, Cillocco cerca l'angolo in fondo ma sbaglia ancora, forza ancora troppo. Cillocco insuperabile stavolta. Siamo 12-6 e in questa fase il regolamento impone il cambio del campo. Quest'anno abbiamo detto a inizio collegamento gli iscritti erano 52 suddivisi in 10 squadre. Più o meno tutti quanti erano di Villaforro. Gli unici ospiti sono stati, abbiamo ricordato prima, uno spagnolo e ospite il giornalista e telegiornalista di Videolina Antonio Pintori, che è sceso in campo con il fritto misto, ma sono stati eliminati al girone eliminatorio. Salvatore Pugeto, ammonito. L'arbitro fa riprendere l'incontro, la battuta a Lucci. Cillocco ancora forza troppo, vedete, si rammarica e batte le mani sul pavimento, però dovrebbe stare più calmo e magari semplicemente appoggiare. Ricordiamo che il campo è molto corto, quindi non molte volte la forza non serve, bisogna piazzare la palla, magari più lentamente, ma piazzarla. 13-8 la battuta Camillo sulla sinistra. Lucci riceve in palleggio, Claudia solleva per Alessio, battuta, Camillo salva, Cillocco. Camillo salva. Vedete, fase di scambio molto concitata, muro che non va fuori. Alessio era riuscito a murare Bruno, ma la palla è andata fuori. 14-8. Camillo alla battuta e sbaglia Camillo, quindi siamo 9-14 per i 5 sensi. Alla battuta Claudia. Fuori l'appoggio da parte dei 5 sensi. 15-9 alla battuta Caviddu. Piero. Alessio manda direttamente la palla in campo, Piero cerca di chiudere il punto ma non riesce, ancora Piero, stavolta non cerca il terzo tocco. Alesi! Claudia prende l'iniziativa e chiude il punto, coglie in sorpresa il conto 0. Fuori, Alessio sbaglia la battuta, non ci voleva in questa fase dell'incontro. 16-10, conto 0, 16, 5 sensi 10. Bruno in palleggio, ecco qua, Claudia solleva per Locci che schiaccia ma viene e interviene Piero, sentite, un leone in campo, Piero Caviddu, alla ricerca del suo terzo titolo al Prez Griglia Volley. Alla battuta Bruno, forza un po' il risultato, l'arbitro da fuori,
ma il giudice di linea Rinaldo interviene e dà il punto. Giustificato l'urlo da parte di Bruno. Risultato 18-10, 8 punti a recuperare da parte dei Cinque Sensi. Chissà se ce la faranno. Muro, è incredibile. Fase, gran muro da parte di Piero. 19-10. La partita ormai sembra aver preso la sua strada. E proprio non stanno sbagliando più niente. È incredibile. 20-10. Fase di confusione da parte dei... Chiedono il time out, devono riprendersi, è incredibile. Dopo il primo set giocato benissimo e hanno vinto proprio a mani basse, e dopo un secondo set abbastanza equilibrato. Il terzo set 10 punti di vantaggio, 20-10. Allora, tanti saluti a Raniero, Ascia e Lila da parte di Lucia. Ricordiamo sempre dopo premiazioni e Malloretto per tutti. Camillo, c'è il tuo E facciamo un altro applauso a questi immigrati. Olè. E qualche coro anche, Milanova, non ci sta male, Allora, il gioco riprende. Bruno alla battuta, risultato 20-10 per il conto zero. A sinistra Bruno batte. Siamo sul 20-10, Alessio recupera. Piero. E niente, ormai i Cinque Sensi stanno per abdicare il loro titolo. Sono andati proprio in palla, 21-10. Alla battuta Bruno. Andrea in bagger, sempre in bagger, solleva Claudia e sbaglia, Camillo sbaglia. 11-21, 10 punti di vantaggio. Saluti a Pierluigi D'Anonimo. Alla battuta Andrea. Piero solleva per Bruno. Bruno che potremmo definire forse probabilmente il migliore in campo. Ciao a Nicola da parte di Tonina. Alla battuta Camillo. 22-11. Locci in palleggio. Alessio. Camillo. Bruno Mura e va, è incredibile, grande Cillocco che nonostante il suo 1,66 m è un grandissimo schiacciatore. Bruno che tra 3 giorni compirà 39 anni. Piero, l'urlo di battaglia, 24-11. Ben 13 match ball da parte dei conto zero. 13 match ball, possiamo ben dire che la partita ormai è conclusa. Alla battuta Camillo. Alla battuta. Ed ecco i fans dei Cinque Sensi festeggiano già il conto zero. Ben 13 match ball. Alessio Cillocco, Piero, Bruno e punto, il conto zero vincono la quinta edizione del Memorial Giampietro Congiu. Adesso vedete gli atleti si stanno salutando, ricordiamo che ci disconnetteremo per 5 minuti, abbasseremo la videocamera e avrete così la vista delle premiazioni. Quindi per il momento ragazzi andate a prendervi un caffè perché la notte è ancora lunga. Ci sentiamo.